Il patrimonio immobiliare in Veneto conta 1.180.000 abitazioni, 760.000 quelle maggiormente energivore, che si trovano cioè nelle ultime 3 classi energetiche e che, stando alla direttiva proposta dall'Unione Europea, entro 7 anni dovrebbero essere ristrutturate per un migliore efficientamento. Per rientrare in questo tipo di riqualificazione che l'Unione Europea ci chiede, in 7 anni noi dovremmo essere in grado di restaurare circa 300 edifici al giorno. È chiaro che sarà impossibile da un punto di vista oggettivo poterlo fare e sarà, ahimè, ancora più difficile poterlo realizzare perché mancheranno anche i soldi da parte dei nostri committenti affinché questo succeda. Se per restaurare un appartamento i costi vanno dai 4 ai 700 euro al metro quadro, i conti sono presto fatti. Un appartamento di 100 metri quadrati ha un costo che può variare dai 40 ai 70 mila euro e sicuramente non è cosa alla portata di tutti. L'auspicio di Ance Veneto è che si rimetta mano alla direttiva tenendo conto delle tempistiche e dei costi necessari per attuarla, senza dimenticare, spiega il presidente Ghiotti, che l'Italia ha caratteristiche diverse rispetto agli altri paesi europei, dove la gran parte degli edifici sono di proprietà di grosse aziende immobiliari in grado di assorbire economicamente le spese, ricordando poi che il nostro paese è caratterizzato da piccoli borghi con strutture di rilevanza storica. Certo è, conclude il numero uno dei costruttori veneti, che è assolutamente necessario un passaggio culturale e una riqualificazione del nostro territorio. Case che consumano per esempio il 60% dell'energia che procuriamo, fabbricati che emettono il 21% di CO2 e parliamo del 64% di polveri sottili in atmosfera. Le nostre case sono dei motori a gasolio accesi dalla mattina alla sera.